lette dal Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci a Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Come promesso qualche settimana fa partiamo dal premio Strega che si è assegnato ieri sera e abbiamo un vincitore quindi che è Andrea Baiani con L'anniversario, un romanzo che è tutto una famiglia, un tinello, una famiglia. Molti lo hanno apprezzato, molti non l'hanno apprezzato e sostengono questi ultimi che si tratta di una sorta di, non voglio dire imitazione, ma insomma diciamo che è un po' ispirato all'ultimo romanzo di Antonio Franchini, che parlava di sua madre, della madre di Franchini, e che secondo questi critici di Baiani sarebbe appunto una specie di Antonio Franchini, però in XVI. Non è esattamente un complimento. Comunque, vediamo adesso se si innesca il fenomeno delle vendite. L'anniversario ha già venduto discretamente, ma come forse vi ho già detto in qualche puntata precedente, la funzione del premio Strega ultimamente è di moltiplicare le vendite di libri che, su cui gli editori puntavano molto, in questo caso Feltrinelli, e che hanno ottenuto delle vendite, ma non quelle che l'editore si aspettava. Oggi ho letto un articolo delirante, non dirò di quale testata, in cui si dice che il premio Strega moltiplica per 400.000 le copie del 400, che vale 400-500.000 copie. Non è assolutamente vero. Sono molte di meno ultimamente, però vediamo se Baiani riuscirà a invertire la tendenza. In ogni caso lo Strega appunto ha un vincitore, normalmente questo vincitore scala le classifiche e se il libro piace ci rimane piuttosto a lungo. Quest'anno lo Strega è stato al centro di una nuova polemica politica davvero risibile. In sostanza il Ministero della Cultura, in linea con un provvedimento che è volto a valorizzare le periferie con eventi culturali, ha, come dire, fatto sapere che chiederà al premio Strega di rinunciare al Museo Etrusco, che è sede da molti anni, bellissima peraltro, Ninfeo, e di collocarsi invece di svolgere la serata finale a Cinecittà, che pure comunque non è una cattiva collocazione. Ma si dicono quelli dal premio, quelli che stanno intorno al premio, più che altro l'hanno preso come uno sgarbo incredibile, un segno di scarsa attenzione per la cultura, ma invece loro che ogni 3x2 pubblicano un romanzo che parla appunto del disagio delle periferie, se ne sono a bizzeffe ogni mese di uscite di questo tipo, finalmente potranno avere l'occasione di vedere le periferie dal vivo, cosa che probabilmente molti che lavorano in editoria non conoscono. È una grande opportunità, finalmente potranno capire quale grado di verità e di realtà c'è nei libri che pubblicano, avranno la possibilità di incontrare gente che appunto non si incontra normalmente in centro, i famosi Maranza, cose del genere. Quindi fossi nel comitato del premio Strega sarei ben felice di andare nelle periferie per scoprire effettivamente come sono.
Adesso lasciamo perdere il premio Strega, la seconda classificata è Elisabetta Rasi, gli altri in ordine sparso. Faccio notare che anche quest'anno, se Mondadori avesse voluto correre insieme a Rizzoli e a Einaudi, cioè sommare i voti di Mondadori con quelli dei marchi di proprietà Mondadori, non ci sarebbe stato trippa per gatti e avrebbe vinto tranquillamente la Mondadori. Questo ormai vale per ogni anno, ma appunto c'è una sorta di accordo, tra virgolette, che consente anche agli altri di vincere. Il Feltrinelli non vinceva da un mucchio di tempo, per tanti anni poi neppure presentava una candidatura. Ora era il suo turno, ha vinto, siamo tutti contenti, anzi sono tutti contenti. Viva il premio Strega, di cui non ci interessa assolutamente nulla. Allora, passiamo a un argomento completamente diverso. Sono due le cose di cui vi voglio parlare seriamente, ovvero la prima è il Museo Zeffirelli di Firenze. Non c'è una pubblicazione libraria in particolare, esiste un bel catalogo curato nei testi da Caterina D'Amico, che è l'attivista della Fondazione Zeffirelli, scusate, e ci sono poi testi di Masolino D'Amico, di Tullio Kezic, di Franco Zeffirelli stesso, un breve testo, e la fondazione si trova in piazza Firenze, nel quello che era un tempo il tribunale della città, occupa un paio di piani. Sopra all'ultimo piano, non so se si può dire, ma tanto ormai lo sto dicendo, c'è Andrea Bocelli con il suo ufficio, quello più importante, insomma quello dove organizzano le tournée e le uscite discografiche, e abbiamo avuto la fortuna di poter visitare questo archivio insieme a Pippo Zeffirelli, che è stato l'amante di Zeffirelli, il produttore di Zeffirelli e il figlio adottivo di Zeffirelli, che appunto l'ha adottato per poter, affinché diciamo, Pippo diventasse erede a tutti gli effetti e potesse quindi anche curare il progetto della fondazione. Ora, il Museo Zeffirelli è una cosa letteralmente sbalorditiva e devo assolutamente caldeggiare un vostro prossimo viaggio per vedere cos'era il cinema quando esisteva il libero mercato e non i finanziamenti. Allora, noi vediamo in questo museo l'incredibile profondità delle conoscenze pratiche e artistiche di Zeffirelli. Zeffirelli, prima di andare in prima di girare una scena o prima di allestire un'opera lirica, disegnava tutte le scene a mano. Ogni bozzetto è di una bellezza incredibile, è un'opera d'arte vera e propria, e diciamo che poi le rappresentazioni sono fedelissime ai bozzetti stessi, ma bozzetto non rende l'idea. Bozzetto è il disegno, ma poi per ogni personaggio, oltre al disegno, Zeffirelli associa i tessuti che sono pinzati al disegno stesso per far capire al costumista che tipo di tessuto e che tipo di colore desidera. Quindi sono questi bozzetti straordinariamente belli, sono opere d'arte vere e proprie, potresti incorniciarle e esporle in un museo e non ci sarebbe niente da dire. In particolare colpiscono la Tosca, i disegni per la Tosca, ma anche i disegni per un'opera, e qui veniamo alla parte inedita dell'archivio, di un'opera che non è mai stata realizzata, che era
l'Inferno di Dante ci sono dei disegni assolutamente di una bellezza che colgono proprio lo spirito del testo dantesco, da fiorentino a fiorentino. Ma non si limitava a questo Zeffirelli, perché Zeffirelli si prendeva cura di tutti gli aspetti del set e quindi appunto disegnava le scene, disegnava i bozzetti, però li realizzava in qualche caso, specie per le opere liriche, realizzava anche un bozzetto in 3 dimensioni, cioè da rimanere veramente a bocca aperta, perché sono riproduzioni del palco che entrano nel dettaglio, ci vuole anche una bravura artigianale proprio a infilare i pezzi di legno al posto giusto, incollare le silhouette, fare in modo che si muovano, perché si muovono come poi si muovono effettivamente sul palco. C'è una ricerca dei materiali, tutto di prima mano, tutto fatto da lui, naturalmente aveva degli aiutanti, però insomma è qualcosa che lascia veramente a bocca aperta. Io non credo che siano molti registi che oggi hanno quella capacità di essere artigiani di grandissimo livello e anche grandissimi artisti contemporaneamente. Quindi questa è la prima cosa che colpisce, non è una mia osservazione particolarmente originale, mi hanno detto che è la prima impressione che la prima cosa che tutti dicono quando escono dalla visita è questa, cioè ma quanto è profonda e vasta la conoscenza di Zeffirelli. Non è tutto qua, anzi questa è solo una parte di quello che colpisce. La seconda cosa che colpisce veramente tantissimo è il fatto che Zeffirelli praticamente nasce già come artista internazionale, cioè il suo primo film americano è con Liz Taylor e Richard Burton, ma insomma le sue produzioni sono quasi tutte finanziate dai grandi studios di Hollywood. C'è una parete dove sono raccolte le immagini di chi ha lavorato con lui, c'è praticamente il gota di Hollywood, di 30 anni di Hollywood, ci sono Jeremy Irons, c'è Judi Dench, c'è Laurence Olivier, ci sono degli attori straordinari, c'è il primo Tom Cruise, c'è anche un aneddoto molto simpatico su Tom Cruise, cioè Tom Cruise era stato preso perché era belloccio, era il suo primo film in assoluto, aveva una parte molto piccola, però non era in grado di recitare neanche quella. A un certo punto il maestro Zeffirelli lo prende da parte e gli dice: scusi, ma chi è che le ha consigliato di recitare? Poi la parte di Tom Cruise viene in gran parte tagliata proprio perché non ha spessore, e pare che Tom Cruise però si è presa così tanto, si è sentito toccato così nel profondo, che per 2 anni si ritira completamente dalle scene studiando tantissimo, e poi quando ritornerà diventerà progressivamente il Tom Cruise che noi conosciamo, che è, a parte i film d'azione, è un eccellente attore, come ha dimostrato in Rain Man, in Magnolia, in tantissimi film. E per fortuna l'Academy quest'anno ha deciso di premiarlo con l'Oscar alla carriera, che è un contentino, però è un bel contentino. Io interromperei qua, poi riprenderei a parlare di Feltrinelli, perché dobbiamo assolutamente toccare il nodo del libero mercato che un tempo vigeva nel cinema, specie nel cinema di Zeffirelli, e poi vi farò qualche segnalazione più, diciamo, più leggera, più divertente, a parte che nella vita di Zeffirelli non c'è niente che non sia divertente, ma comunque va bene.
a parte come ogni vita ci sono stati momenti tragici, però diciamo è così bello raccontare la vita di Zeffirelli, ci sono dentro così tante cose, sembra un uomo come lui ha vissuto in una vita quello che altri non vivranno mai o che altri potrebbero vivere in 7, 8, 10 vite. Comunque adesso vi lascio a una canzone che come sempre no, che come talvolta accade è dei Rolling Stones, che avrete capito è il mio gruppo preferito. La canzone è un classicone e si intitola Brown Sugar. Eccoci tornati a Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Stavamo parlando del maestro Zeffirelli e del suo incredibile museo fiorentino della Fondazione Feltrinelli. Naturalmente fino a qui abbiamo parlato prevalentemente di cinema, ma se noi andiamo al teatro troviamo degli exploit incredibili. Cioè viene uno dei registi più giovani non inglesi a mettere in scena Shakespeare in Inghilterra con un successo enorme dell'Amleto, di Romeo e Giulietta, di tanti altri drammi. Poi c'è il Zeffirelli, Ciao Zeffirelli, regista dell'opera, e anche qua, cioè, non so, basta dove cade l'occhio trovi il meglio del canto mondiale, trovi ovviamente la Callas, a cui ha dedicato anche un film, trovi i tenori come Placido Domingo, insomma, trovi il meglio del meglio del meglio del meglio. Alcuni spettacoli sono rimasti nella storia e non sono neanche pochi, anzi sono tanti, tanto è vero che ci sono dei teatri in Italia, l'Arena, il Maggio Fiorentino, Palermo, Napoli, Roma, che hanno comprato l'intero allestimento, cioè hanno preso tutto i materiali da lui usati, i fondali da lui usati, i vestiti, tutto quanto, e ogni anno mettono in scena non so, la Carmen di Zeffirelli, nel senso che è proprio lo spettacolo originale, ovviamente i cantanti sono diversi, ma tutto il resto è uguale. Comunque stavamo parlando del cinema e del fatto che mi ha colpito molto di come Zeffirelli fosse, diciamo, legato a un'idea che è di cinema, di teatro anche, legato al libero mercato, nel senso che Zeffirelli cercava i fondi e non andava a cercarli là dove non c'erano, andava agli studios di Hollywood. È per questo anche che diventa subito un regista di fama e di taglio, come dire, internazionale, taglio artistico internazionale, perché appunto aveva stretto rapporti con l'America.
Naturalmente alcuni progetti vennero appoggiati fino in fondo e furono poi dei grandissimi successi, altri progetti invece furono bocciati, ad esempio gli studios non avevano creduto all'Inferno che abbiamo citato poc'anzi e c'è uno di questi produttori americani che ancora si sta mangiando il fegato, si sta rovinando il fegato perché disse no a un film che Zeffirelli voleva girare con un tenore completamente sconosciuto ancora, o diciamo famoso in Italia ma non di fama internazionale, ovvero Bocelli, Andrea Bocelli. Lo studio disse di no e Andrea Bocelli pochi mesi dopo divenne una star mondiale con Te partirò e tutti i suoi successi principali. E allora il produttore telefonò se ti avessi ascoltato Franco, ma Franco aveva l'occhio per il talento, sono tanti quelli che sono stati valorizzati o scoperti da Zeffirelli. Basta pensare al protagonista del Gesù di Nazareth, che è un completo sconosciuto, un attore inglese che ha incontrato il successo proprio grazie al nostro Zeffirelli. Tra l'altro questo attore era stato scelto, diciamo, si era presentato per il cast per il ruolo di Giuda, ma poi aveva degli occhi talmente belli che Zeffirelli disse vabbè, ma se Giuda ha degli occhi così belli, a Gesù che occhi gli mettiamo? E per questo gli rifece il provino appunto per il ruolo di Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth non credo abbia bisogno di presentazioni, e insieme a Una poltrona per due è il film che viene trasmesso praticamente ogni anno a Natale e di conseguenza insomma è stato un grande successo. Sto sfogliando il catalogo perché volevo dirvi il nome di questo attore, Robert Powell, certo, ecco, Robert Powell. E quindi abbiamo detto il mercato che era imprescindibile. Lui aveva un produttore italiano che era Pippo Zeffirelli, e in altri casi altri, però appunto si appoggiava sempre agli studios per avere i soldi per girare, e gliene occorrevano tanti perché le produzioni di Zeffirelli erano capaci di avere, si vedono dei suoi appunti nell'archivio, erano capaci di avere 350 comparse. Addirittura per un film che purtroppo non fu fatto, Sadat, che era il leader egiziano, aveva messo a disposizione un reparto dell'esercito per fare da comparsa. Doveva essere un film sull'Egitto, girato proprio nelle zone delle piramidi, e non fu realizzato questo film, che probabilmente sarebbe stato un grande successo, perché Sadat venne ucciso, ma noi abbiamo però i bozzetti di Zeffirelli dettagliatissimi che descrivono la scena, ma descrivono anche il tipo di comparsa, come deve essere vestito, che età deve avere, questo per 350 comparse. Ecco, allora, ieri Zeffirelli lavorava in questo modo, cercava i soldi, una parte li mettevano i produttori italiani e l'altra parte che serviva andava a cercarseli fuori dall'Italia. Adesso invece, quindi il produttore aveva un ruolo centrale, il regista anche, la sua fama, il suo peso anche. C'era questo, in Italia invece adesso succede una cosa diversa, succede che il personaggio più importante della produzione, che spesso non mette un centesimo, è il commercialista. Poi come commercialista, cosa c'entra
Il commercialista è quello che sa dove si vanno a prendere, come si vanno a prendere i fondi pubblici, che sono divisi poi in una marea di rivoli. Ci sono le film commission, c'è il finanziamento diretto, ci sono gli sgravi fiscali. È un lavoro cercare appunto i soldi pubblici per fare film. Questo sistema di film sussidiato dallo Stato, non so cosa abbia prodotto, francamente poco e niente, mentre quando c'era il mercato avevamo gli Zeffirelli, avevamo i Fellini, avevamo i Dino Risi, avevamo i Monicelli, avevamo i grandi artisti, avevamo Visconti, insomma adesso non vi faccio l'elenco completo perché è infinito, però avevamo un'industria cinematografica molto molto rilevante e molto molto forte, cosa che non abbiamo più, forse perché appunto contano di più mettere le mani sui fondi pubblici che neanche realizzare una grande opera d'arte. Questi personaggi come Zeffirelli pensavano al contrario: voglio fare una grande opera d'arte, ho bisogno di soldi, credo che sia il mio film sia un buon investimento, lo vado a proporre. Altre volte gli veniva proposto dai produttori stessi, stranieri. Insomma, se voi vedete le produzioni sono quasi tutte internazionali, da subito, immediatamente. Potrebbe anche essere tutto per quello che riguarda Zeffirelli, ma c'è un'altra cosa da aggiungere. Vorrei sapere, e parlando con uomini di cinema mi sono fatto un'idea, per carità non sarà esaustiva, vorrei sapere quanti registi italiani ci sono in giro capaci di fare quello che faceva Zeffirelli. Adesso magari si farà sul computer, d'accordo, ma io vorrei sapere se c'è qualcuno che è in grado di conciliare l'artigianalità nel senso più nobile di questa professione con l'essere artista. Ho la sensazione che se andassimo a cercare nomi nel cinema di oggi probabilmente ne troveremmo pochi, e quei pochi non sono i più noti assolutamente. Che peccato, ma d'altronde quando una cosa è sussidiata dallo Stato poi alla fine interessa a pochi. Io ho questa sensazione. Adesso, per gli ultimi minuti di trasmissione, andiamo su un tema che a me è particolarmente caro e che mi dà anche la possibilità di presentare un editore che per carità esiste da moltissimi anni, ma spesso viene dimenticato perché i suoi libri, che sono di qualità eccelsa, come dire, sono un po' oscurati dai vari premi Strega. Bene, l'editore è La Vita Felice, ha la caratteristica di presentare il testo a fronte delle opere che traduce e tra le ultime uscite c'è un libretto aureo, esilarante, di Daniel Defoe. Il titolo è Il modo più sbrigativo per sopprimere i dissidenti, e che esce insieme a un altro testo che è un metodo efficace per prevenire i crimini di strada. Il modo più sbrigativo per sopprimere i dissidenti è il più famoso dei due testi, e Defoe propone misure estremamente sbrigative, cioè l'agonia, l'impiccagione e così via. Naturalmente Defoe stesso era un dissidente, quindi è un'opera satirica molto molto tagliente, molto dura. Ebbe questa sorte incredibile, cioè Defoe fu attaccato alla fine sia dalla destra, quella che era la destra inglese di quel periodo, siamo nel 1702, e dalla sinistra, contemporaneamente, che presero il libro quasi come una serie di consigli, cioè
piaceva questa idea di Defoe, di far fuori i dissidenti in 448, piaceva a tutti, a destra e a sinistra, e ovviamente paradossale perché era un'opera di satira che voleva appunto far capire quanto fosse sbagliato reprimere la dissidenza, e alla fine è diventato quasi un manuale per sopprimere la dissidenza. Defoe ha scritto anche un inno all'agonia che vi consiglio, anche questa è un'opera scherzosa per modo di dire, anche questa ebbe la stessa sorte bizzarra. In questo giro di uscite estive della vita felice, indubbiamente il Settecento la fa da protagonista, e qui abbiamo la traduzione di Voltaire, Il Tempio del Gusto, anche questa è un'opera satirica, irriverente almeno. In pratica si immagina un viaggio allegorico verso il Tempio del Gusto, in cui il narratore è accompagnato da un famoso cardinale. È esilarante perché il Tempio del Gusto è il luogo dove si trovano i letterati più raffinati, quelli più colti, preziosi, gli innovatori, e anche quelli più appassionati, diciamo quelli più narcisisti. Voltaire fa un massacro, ovviamente, li massacra tutti quanti, ed è quindi una opera di satira molto tagliente, molto bella. Se invece volete un libro serio, non che gli altri non lo siano, ma un libro, diciamo, che vi tiene impegnati tutta l'estate con grande piacere, però qui abbiamo Il Disperso, che in realtà molti conoscono come America, che è un romanzo di Kafka. È un romanzo che ha cioè assomiglia molto a Dickens, quindi è una lettura. Non immaginate il processo, il castello, la metamorfosi, non c'entrano niente, c'entrano nel senso che molti temi sono uguali, ma qua sono svolti con le forme di un romanzo dickensiano, quindi estremamente piacevole da leggere. Ho finito, vi saluto, venerdì prossimo ci vediamo ancora. Avete ascoltato Alta Tiratura.